Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spettacolo Batman napoletano. Come è stato? Voglio? Spero tutto bene. Allora, voglio in questo video andremo a parlare di calciomercato. Spero che se riesco dopo devo far uscire dei video riguardanti il nuovo logo del Napoli. Devo vedere un po' se ci riesco a farlo uscire. Però vabbè, allora. Iniziamo a parlare in questo video di calciomercato, di alcune notizie che ci stanno di mercato. Allora, Summerville, mi ero dimenticato come si pronunciava, lascerà quest'estate il West Ham. Vari club hanno chiesto informazioni su di lui, come il Manchester United, che noi, tra virgolette, noi persone che non siamo in quel mondo di calciomercato e tutto, non conosciamo il prezzo, ma solo alcuni presidenti che sono interessati al giocatore, come lo United, che conosce il prezzo ed è interessato. Mentre il PSG valuta in base a Barcola e Diomandé, perché è anche su di lui. Perché il PSG è anche su questi giocatori, quindi deve un attimo valutare. Poi Alvaro Carreras, giocatore del Real Madrid, dovrebbe restare al club spagnolo perché José Mourinho vorrebbe tenerlo come sostituto di, di Marco Cucurella. Poi Juventus ha come idea Santiago Castro, che è già stato proposto al club bianconero nel calciomercato, nella finestra di gennaio e nel calciomercato invernale, che però c'è da non, diciamo, non è proprio entrata la Juventus in trattativa con Castro, ma eh, vuole entrare in trattativa in questo calciomercato estivo. Poi la Dinamo Zagabria, c'è un giocatore che piace alla Lazio della Dinamo Zagabria, cioè Sergi Dominguez, che il suo prezzo aggira tra 12-13 milioni di euro. C'è da capire c'è da capire ciò che vuole fare la Lazio. L'Arsenal ha effettuato nuovi sondaggi per Kenan Yildiz. Già sono stati in passato dei sondaggi da parte dell'Arsenal, però non tanti come, non così approfonditi come in questi giorni. Poi il Genoa esamina con attenzione le prestazioni di Kjaergaard, spero che si pronunci così, il centrocampista del Salisburgo. Poi Ashley Cole lascia il Cesena, lascia il Cesena. E, e, questo. Poi Sandro Tonali, tu Tottenham, here we go. Molina, poi passiamo a Molina che è diciamo lontano, il portiere italiano è lontano dall'Atletico Madrid. Nelle ultime ore ci sono due società sul giocatore, tra cui una di queste squadre è il Napoli. Loftus-Cheek è stato inserito nell'elenco dei calciatori in uscita da parte del Milan perché Ruben Amorim non lo vuole come centrocampista. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, aiuto!